E quindi si riparte con l'ultima partita della giornata e l'ultima anche semifinale che decreterà appunto la seconda finalista per il campionato della categoria Under 16. La partita si svolge appunto tra il Modena Bonporto e il Milano. Intanto prende il disco numero 27 Giampaolo Bastianoni, che si è già fatto vedere e messo in luce nelle scorse partite. Intanto la partita è iniziata. Ho aspettato un attimo prima di fare l'elenco dei giocatori, visto che nelle altre partite c'è sempre stato praticamente un gol nei primi 15-20 secondi di gioco, mentre questa volta fatalità no. Quindi andiamo avanti. Allora, il roster per Milano: numero 3 Rizzoli Stefania, numero 7 Consagra Sofia, numero 9 Ronca Lisa Sole, numero 17 Pezzoli Jacopo, numero 25 Gallivone Carlo, numero 34 Esposito Gaia, numero 38 Quartuccio Riccardo, numero 41 Trombetta Vittoria, numero 46 Linzata Nicolò, numero 69 Tacca Noa, numero 77 Cavicchioli Camilla, numero 81 Rappaelli Emma, numero 85 capitano Iago Facchetti Chiara, numero 29 portiere Dagradi Filippo, scusatemi. Per invece il Modena: numero 18 Santa Giuliana Alice, numero 21 Chirico Samuele, numero 27 Bastianoni Giampaolo, numero 38 Santa Giuliana Alex, numero 39 Vergari Francesco, numero 40 Vergari Giovanni Daniele, numero 42 Raimondi Federico, numero 49 Andreoli Nicolò, numero 56 Raimondi Francesco, numero 58 Roversi Gabriele, numero 59 Allegretti Tommaso, numero 45 Corazzari Emanuele, portiere numero 57 Ardente Emilio. Qui con me c'è anche Giacomo, giocatore dei Fox Legnaro, numero 17 Under 14. Bravo Giacomino, che ci farà compagnia con qualche commento durante la partita. Del primo tempo. Il secondo lo fa Zoe. E intanto si riprende il gioco dopo questo ingaggio che vede appunto Riccardo Quartuccio contro il numero 42 Raimondi Federico. Ingaggio vinto da Milano, che gestisce nella persona di Quartuccio, che anche nella partita di ieri sera si è visto, diciamo, protagonista del gioco di Milano. Tanto controlla il disco dietro la porta la compagna Rizzoli Stefania, numero 3. Sì, non c'è in campo particolare movimento in realtà da parte dei giocatori di Milano, non sembra che abbiano intenzione di uscire velocemente da quella porta, se non nella figura di Riccardo Quartuccio, che probabilmente con un suo cambio di velocità e una ripartenza che lo ha contraddistinto nella giornata di domani, però viene fermato dal numero 42 di Modena. E intanto si gioca dietro la porta di Milano con il numero 21 di Modena che prende il disco e passa numero 42. Intanto riparte in contropiede Riccardo Quartuccio, che però scivola e copre il disco. Intanto si lotta in balaustra, il numero 42 attacca al disco, ma c'è subito il fischio per calmare gli animi. Giacomino, cosa ne pensi di questo contrasto in balaustra? Ha fatto bene l'arbitro a fischiare subito?
Sì, ma secondo me era anche un po' fallo perché è andato giù pesante il giocatore del Buonporto. Ok, allora il nostro Giacomo avrebbe assegnato una penalità in questo caso, ma intanto Quartuccio va al tiro e segna! Gol per il E Milano! porta il Milano in vantaggio per 1-0 dopo 3 minuti e 58 secondi dall'inizio del match. E intanto il tifo si scatena innamorato del numero 38 Quartuccio Riccardo. Sì, scusate, nel mio foglio è segnato come numero 38, invece vedo anche la maglia numero 26 in realtà. contropiede del Milano col numero 85, però vengono fermati dal Buonporto. Ragazzi, state attenti con le steccate che hanno. Vedete là? Sì, sì. Contropiede del Buonporto col numero 38. Milano riprende possesso del disco e passa dietro porta. Intanto recupera il disco Modena e neanche il tempo di finire la frase e Milano riconquista il disco con il numero 85 Facchetti che porta il disco davanti ai piedi del portiere di Modena. Qui c'è un cambio, entrambe le squadre cambiano la linea per far riposare i precedenti giocatori. Intanto si riparte con questo ingaggio vinto da Modena nella persona di Giampaolo Bastianoni che passa avanti per il compagno numero 59 Allegretti Tommaso che Quartuccio cerca di riprende terminare. il disco. Allora adesso continua intanto l'azione per Modena con numero 58, recupera il disco Riccardo Quartuccio che decide di tornare dietro la porta e rallentare un po' il ritmo che a tratti si sta alzando. Controlla intanto numero 77 Cavicchioli Camilla dietro la porta. Decide di ripartire appunto anche perché è pressato. Fa un passaggio veloce al numero 9, ma viene intercettato dal Modena Buonporto. Prova a tirare ma fallisce. Un bel tiro dal lato che però non va ad impensierire il portiere di Modena che si fa trovare pronto sul palo per bloccare il tiro. Si riparte quindi da un ingaggio in zona difensiva per Modena. Il Modena prova a tirare ma il tiro va a finire fuori. Contrasto in balaustra di cui il Milano ne esce vincitore, ma il Buonporto recupera presto il disco. Un piccolo cambio veloce da parte del Buonporto.
contrasti in balaustra. Il Milano ne esce vincitore. C'è un fallo a favore del penalty a favore del Milano. Fatto fallo il numero penalità per il Bomporto, esce il numero 40 Vergari Giovanni Daniele per sgambetto. Esce il numero 40 del Bomporto, Vergari Giovanni Daniele, che ha fatto sgambetto a un avversario. E quindi un'altra occasione per Milano per provare ad allungare un'altra volta le distanze da Modena. Ingaggio indietro, ma viene recuperato il disco dal numero 42 che parte in velocità e cerca di andare a impensierire il Milano. Intanto attenzione, ribaltamento di fronte, Quartuccio cerca il passaggio per il compagno che non riesce ad agganciare il disco per andare al tiro. Intanto recupera il Milano dopo l'ennesimo contropiede del numero 59 Allegretti di Modena. Adesso per un passaggio sbagliato Modena riesce a recuperare il disco e neanche il tempo di finire la frase Quartuccio recupera il disco e lo porta davanti a Corazzari che chiude. Si torna quindi con un ingaggio nella zona della porta di Modena. Partita si sta facendo interessante, le due squadre sono forti, tutte e due, e secondo me, potrebbe finire con un pareggio. Un pareggio, dici Giacomino? Sì, perché entrambe stanno dando il meglio e entrambe si stanno impegnando. Anche se il Milano sembra stare dominando la partita, ma i contropiedi ci sono sempre. E intanto prosegue il power play di Milano che si è reso sicuramente pericoloso in questi ultimi secondi di gioco. Facchetti cerca di tenere il disco che passa a Quartuccio e cerca di entrare nel triangolo modenese, però non riuscendoci pienamente. Intanto riprova la stessa cosa, ma la difesa modenese si fa trovare pronta, non gli permette di arrivare ad un tiro efficace e pericoloso. Intanto sempre Quartuccio che controlla il disco, prova il dribbling ma non riesce. Intanto viene assalito da due difensori di Modena che non gli permettono di proseguire l'azione. Forse un consiglio per Riccardo è di far girare questo disco e permettere anche ai compagni, una volta che se li è attirati a sé, magari di rendersi pericolosi. Il penalty è finito, la folla sembra tesissima e il 40 il 40 ha appena finito il penalty. Quartuccio prova a tirare ma viene fermato dai difensori. Passa alle retrovie, ma il numero 27 del Modena va al tiro. E il portiere si getta sul disco. Bella parata da parte di Chiara Campagna, che trovandosi in un 1 contro 0 comunque ha parato il disco senza difficoltà, poi buttandosi per sicurezza per non rischiare niente. Nel frattempo la folla esulta per festeggiare la parata del portiere del Milano, il numero 18. Ingaggio in attacco per il Bomporto, il disco vinto dal Milano. Recuperato il disco dal numero 26 Riccardo Quartuccio, che si mette dietro la porta per organizzare il gioco. Milano comunque che non mette fretta sul risultato dell'1-0, non sono sicuro, cioè loro non devono troppo andare a cercare la rete, pensare più a non prenderne, quindi non hanno fretta ad uscire da dietro la porta.
Prova a salire il Milano con Quartuccio, ma torna dietro la porta dopo un tentativo quasi fallito. Quartuccio tenta lo scatto, vediamo come va a finire questa azione. Prova a scartarne uno, prova a scartarne due, perde il disco recuperato, numero 59 Tommaso Allegretti, che decide di tornare indietro, prende gioco fermato per passaggio con la mano da parte di Allegretti da parte di Bastianoni verso Allegretti. Ricordiamo che non causa una penalità di 2 minuti ma soltanto un ingaggio. Quindi ingaggio in attacco per il Milano, ingaggio vinto dal Buonporto con Bastianoni. Bastianoni prova ad andare a ripartire in velocità, salta un giocatore, salta il secondo, gol di Bastianoni. L'azione in solitaria scartando 2 giocatori, tiro sul lato destro di Campagna che riesce a bucare la portierona dopo 12 minuti e 45 secondi all'inizio del 11 minuti e 45 secondi all'inizio del primo tempo e porta il risultato sull'1-1. Numero 27, Bastianoni Giampaolo. Intanto la folla esulta. Richiesta di asciugatura da parte del Buonporto. Di là Leo. Lieve problema in porta del Buonporto. Il nostro Leonardo va ad asciugare il pavimento bagnato. Quindi ricordiamo ingaggio a centrocampo. Ingaggio a centrocampo dopo il gol di Bastianoni che porta il risultato sull'1-1. Ingaggio disco recuperato dal numero 59 Tommaso Allegretti che combatte con Quartuccio. Quartuccio vince questo combattimento, recupera il disco, parte con calma da indietro, passaggio al numero 34 Gaia Esposito che si ferma dietro la porta e aspetta l'occasione giusta per andare verso il tiro. Allora Quartuccio prende velocità, riparte, tiro dalla distanza sopra lo specchio della porta. Con un forte contrasto in balaustra. Recuperato dal capitano Raimondi Federico, mi pare, numero 42, che aspetta dietro la porta. Passaggio al numero 27 e anche qua Buonporto che non ha fretta e aspetta con calma dietro la porta. Passaggio a Allegretti che salta al numero 34, tiro, parata da parte del portiere del Milano e ora contrasto in balaustra, disco fermo, l'arbitro fischia e partiremo da un ingaggio nell'area di difesa del Milano. Cambio delle linee da parte di Milano. Ingaggio vinto da Buonporto con numero 42, prova a scartare l'uomo, perde, prova il tiro numero 27 Giampaolo Bastianoni, recupera il disco Tommaso Allegretti che prova a scartare i giocatori senza riuscirci, allora decide di tornare indietro e riparte il Buonporto da dietro porta.
Vediamo Giampaolo Bastianoni, prende cambio di velocità verso il lato del campo, si gira e decide di tornare indietro, magari un passaggio a un compagno, passaggio al numero 59 Tommaso Allegretti, che decide di spostarsi dietro la porta. Cerca passaggio a Giampaolo Bastianoni, prova il tiro dalla distanza, ma il disco viene intercettato dal numero 26 Riccardo Quartuccio, che riparte in tutta velocità. Disco bloccato dal poke check di Corazzari Emanuele, che blocca questa bella occasione dell'1 contro 0 di Quartuccio, e nel frattempo siamo tornati 1 contro 1, Quartuccio bloccato da Tommaso Allegretti. Disco in contrasto, recuperato dalla nuova attacca, tira il palo pieno, la nuova attacca, riparte Giampaolo Bastianoni, che si trova alla fine del campo e decide di tornare indietro. Un passaggio che viene intercettato però da Riccardo Quartuccio, che decide di partire con calma, cercando di scartare i tre giocatori, ma riescono a recuperare il disco. Allora riparte Allegretti, prova il tiro, parata di Chiara Campagna. Allora disco al Milano dietro porta. Beh, oggi devo dire che i portieri stanno dando il meglio di loro, anche Di partenza 2 contro 1, occasione di Quartuccio e Tacca, parata da Corazzari, persa un'occasione da parte di Tacca del tiro, tira Giampaolo Bastianoni dal lato, ma fuori dallo specchio della porta, recupera il disco Allegretti, che tira, disco deviato credo all'esterno della porta, recupera il disco Tacca, passaggio per Quartuccio guarda, tira rasoterra per il rimbalzo, parato dal portiere Corazzari Emanuele. Ora riparte il buon porto, tiro sopra lo specchio della porta. Ora Cavicchioli alle prese contro Allegretti, che decide di tornare indietro. Cambio da parte del Milano, durante il quale il Bonporto rimane dietro la porta. Va il cambio anche il numero 21 del Bonporto, Chirico Samuele, quindi entrambe le squadre usufruiscono di questo tempo per andare al cambio, appunto, e riprendono un po' di fiato. Ricordiamo, mancano 3 minuti e 40 secondi alla fine del primo tempo, risultato sull'1-1 ancora. Disco intercettato a mezz'aria da Quartuccio, ma viene chiamato stecca alta. No, lei non è fallo. Quindi si ripartirà da un ingaggio. Comunque la stecca non ha superato l'altezza della spalla, quindi non... Allora, riparte il Bonporto, recupera il disco con il capitano numero 42, che è in contrasto con Quartuccio Facchetti. Riesce Quartuccio, pronto per il tiro di rovescio, la parata incredibile di Corazzari, che para anche il rebound, e poi il Milano torna indietro. Parata di pinza dalla distanza di Corazzari, bravissimo in questo cambio, impegnati in 3 tiri in pochissimo tempo. Time out per il Bonporto, che primo time out di questa partita. Durante questo time out le squadre si riorganizzano, anche Milano approfittando del time out della squadra avversaria. Torna qui con noi Cece, che aveva dato il cambio a Zoe dopo una breve pausa pasta. Pausa pranzo. Pausa cena. Pausa cena. E quindi eccoci tornati. Intanto c'è qua il nostro Leonardo Masiero, che ci ha fatto compagnia per tutto il giorno oggi,
e anche per questa partita gli chiediamo un commento. Commenta, signor Leo. La partita questa è molto combattuta. La partita è molto combattuta. È un batti risposta, uno fa gol e risponde l'altro. Secondo te chi potrebbe vincere? È molto combattuta. Tu per chi tifi? Non si dice. Non si può dire. E intanto sta proseguendo il match tra queste due bellissime squadre che praticamente se la stanno giocando, anzi senza praticamente, sono in parità 1-1 dopo la rete di Giampaolo Bastianoni qualche minuto fa. Intanto sempre lui controlla il disco e vediamo se prova ad impostare un'azione offensiva e lo fa passando il disco numero 58 che va appunto al tiro. Recupera il disco Modena intanto per organizzare un'altra volta una seconda azione. Prova il tiro dalla distanza Bastianoni con una possibile deviazione. Può recuperare però così Milano e ripartire. Il numero 85 del Milano, il capitano E quindi Iago Facchettini recupera il disco ma viene fermato e in questo momento il Buonporto torna su con attenzione, azione pericolosissima di Giampaolo Bastianoni che per poco non segna la seconda rete per Modena. manca un minuto. Time out Milano. Tanto- per il Milano qui da noi. Tanto time out appunto per Milano e penalità per il numero 34 Esposito Gaia. Numero 34 Esposito Gaia per colpo di bastone, 2 minuti. Per colpo di bastone. E quindi occasionissima questa per Modena per provare ad allungare da Milano. Tanto il primo power play della serata per Modena, vedremo subito come verrà gestito. Tanto il tempo per il time out È scaduto. volge al termine e quindi i giocatori ritornano in campo. C'è una porta aperta, non si capisce come mai. Ok, viene chiusa e quindi all'ingaggio Quartuccio con Santa Giuliana Alex. Disco giù dell'arbitro Alessandro Rossi e quindi Modena conquista il disco e può impostare il suo power play per provare ad andare a segno e quindi allungare di nuovo, o meglio senza di nuovo in realtà. Vediamo intanto Bastianoni controlla il disco. Dopo il tiro va il capitano numero 42 Raimondi Federico che passa di nuovo a Bastianoni. Adesso dall'altro lato per Allegretti che ripassa a Bastianoni. Bastianoni di nuovo, prova il tiro e segna il 2-1 per Buonporto Scomed. Mancano 49 secondi dalla fine e vediamo se il Milano riuscirà a recuperare.
Su assist del numero 42 Raimondi Federico segna il numero 27 Bastianoni Giampaolo. E quindi si ritorna, disco al centro, 2-1. Non è stata una doppietta questa cece del capitano del Bonporto? È stata una bellissima doppietta. Ottimo tiro, messo in difficoltà il portiere, è andato dentro, ha chiuso il power play con un po' di anticipo e quindi adesso il Milano dovrà tirare fuori più energie sicuramente per riuscire a recuperare, considerando questo risultato. Tanto Quartuccio va all'ingaggio, le due tifoserie si stanno animando a tratti, ma sicuramente ne vedremo delle belle durante questo match. Beh, oggi si sentono delle mucche qui perché ci sono delle persone con dei campanacci. Però risultare come un rumore. Che fanno casino, Giacomo, fanno casino. Sì. Fanno rumore e l'importante è fare rumore. Ma in momenti che secondo me non c'è molto da tifare. È un rimbalzo, una bella possibilità per Bonporto. Prova di nuovo Quartuccio con un'azione solitaria che commette fallo per sbaglio, è scivolato, però ha fatto uno sgambetto all'avversario di Modena. Passiamo la parola a Leonardo. Allo scadere del primo tempo, e quindi sarà una penalità che farà iniziare il secondo tempo il Milano in penalità. E quindi ci prendiamo anche noi una pausa per questi 4 minuti e 20 rimanenti di questo intervallo, e poi torneremo io e Zoe a farvi compagnia per l'ultimo tempo dell'ultima partita della giornata insieme a Leonardo Masiero. Ciao.
E quindi è ripartito il secondo tempo di questa ultima partita della giornata, con il Milano in penalità, con Riccardo Quartuccio nella panca puniti. Tanto controlla il disco Giampaolo Bastianoni, che passa il compagno numero 59 Allegretti, Tommaso, che prova il tiro, che però viene parato dal portierone di Milano. Tanto Bastianoni ancora controlla e c'è una possibilità netta per il Modena. Numero 59 Allegretti ha tirato e colpito il suo compagno messo davanti la porta, che ha causato, possiamo dire così, un rimbalzo che poteva essere sfruttato. Disco lanciato su dal Milano. Un po' di confusione in questo momento, qualche secondo fa. Tiro sopra la traversa da Intanto parte di Bastianoni. Allegretti prova per il tiro, ma fuori dallo specchio della porta. Ora recupera il disco il capitano, che lo passa all'indietro per Bastianoni. E mancano 25 secondi alla fine della penalità. Bastianoni prova il tiro dalla... Occasionissima per Modena, che non riesce a sfruttarla. Intanto abbiamo un giocatore di Modena dentro la porta di Milano. Abbiamo un tiro a gioco fermo da parte di Bastianoni, forse non non ha si era sentito accorto. il fischio, un po' a causa anche del rumore presente all'interno del palazzetto per la tifoseria. E intanto 16 secondi e il Milano ritorna a forze al completo. E si riprende quindi a centrocampo. Modena controlla il disco e vince l'ingaggio. Quindi riparte Allegretti, numero 59, che passa al 27 Bastianoni. Passaggio, tiro di prima di Allegretti. Intanto rientra Riccardo Quartuccio, che si propone per un contropiede. Vediamo se riesce ad organizzare con il compagno numero 85 Facchetti. Invece riparte il Modena, che va a tiro di prima, che viene in realtà bloccato dalla numero 3 Rizzoli Stefania, che prende possesso del disco e cerca di... Milano approfitta per andare al cambio. Dopo questo power play, no, questo penalty, comunque dovranno ripristinare le linee. Quindi prende il disco Facchetti, prova a ripartire di velocità, salta un uomo, viene però bloccato dal numero 27, che prova una ripartenza ma perde il disco, lo recupera, pensa di bene tornare indietro e riorganizzare il gioco insieme ai suoi compagni. Allora prova la salita dal lato della pista, tiro, la parata di Chiara Campagna. Giampaolo torna di nuovo in possesso del disco e decide di andare dietro la porta. Passaggio per Tommaso Allegretti. Intanto Milano a zona, probabilmente preferiscono ripartire in contropiede. È stata in realtà una strategia vincente nella partita precedente, che sia, o meglio quella di ieri sera se non ricordo male, che ha visto Milano che si è chiuso a scatola Contro Civitavecchia. Sì, hanno recuperato un distacco di 3-0 mi pare, vincendo poi 6-3. esatto. Quindi una tattica comunque, Sfruttando il vantaggio di chiudersi bene in difesa, concedendo tiri solo poco pericolosi e partendo in contropiede, sicuramente anche mettendo un giocatore come Riccardo Quartuccio nella parte alta può partire e fare male. Tanto il Modena continua nella sua zona, passare il disco, a cercare di trovare qualche spazio utile per poter fare un'azione offensiva il più pericolosa possibile.
Attenzione qua, quasi un errore da parte di Modena, che ha rischiato un possibile contropiede da parte di Milano. Prova Allegretti a saltare il giocatore del Milano, ma viene schiacciato in balaustra. Per gli arbitri tutto regolare, quindi nessun problema. Allora prende velocità Riccardo Quartuccio, salta 2 difensori del Buonporto, ne scarta un altro il tiro fuori dallo specchio della porta, prova ad andare a rimbalzo Facchetti, ma prende il palo. Comunque Corazzari era pronto a quel rimbalzo, era bene in posizione nell'evenienza del tiro in porta. Recupera il disco Milano con Quartuccio, che si ferma dietro la porta per consentire il cambio delle linee. Intanto numero 26 Quartuccio rimane dietro la porta in attesa di trovare l'occasione giusta per partire e fare male. Passa il disco al numero 3, cercando probabilmente di o partire in velocità o comunque smarcarsi, in modo da riuscire a comunque muovere il gioco. Infatti è esattamente quello che fa, prende il disco dietro la porta, cerca di saltare 2 uomini, ma il secondo lo blocca. Allora recupera il disco numero 69, che però lo perde, e lo recupera il 27 del Buonporto. Al tiro, Gran gol, bellissima ripartenza di Giampaolo Bastianoni, che sfrutta la ripartenza dall'azione che è stata bloccata dai difensori di Modena sulla discesa di Quartuccio, per andare a insaccare e portarsi sul 3-1. Si è smarcato molto bene del difensore di Milano, è andato liscio in porta, diretto, ha fatto un bel tiro. Ha sicuramente delle ottime qualità questo giocatore, che ho visto anche ieri sera. Quando può fare male anche lui non perde l'occasione. Assolutamente. Ora recupera il disco Allegretti, secondo tiro, doppia parata di Chiara Campagna. E poi recupera il disco la compagna del Milano, Gaia Esposito, che prova a passarlo a Quartuccio che fa un bel passaggio che taglia il campo per Facchetti, ma non riesce a coglierlo. Quindi ora disco conteso in balaustra, recuperato da Quartuccio, recuperato da Facchetti, che la passa a caso al centro, e recupera il disco il Buonporto, il numero 39, che decide di tornare indietro. Poi però il disco viene preso dal Milano. Quartuccio si trova dietro la porta del Buonporto. Ora riparte in velocità di nuovo il numero 27, 2 contro 1. Provato a scartare il difensore e poi tirare di rovescio, ma la Campagna si è trovata pronta a prenderlo di gambale. Comunque è una bellissima azione. Bellissima discesa di Giampaolo, che ha veramente un controllo del disco e un pattinaggio molto fluido, che veramente gli permettono di ripartire una volta che il Milano ha terminato la propria discesa e va a sbattere contro la difesa modenese. I compagni gli servono questi dischi che gli consentono appunto di partire in contropiede. Ragazzi, fa male. Intanto Modena in questo momento sta calma dietro nella propria zona, e qui qualche sufficienza di troppo rischia solo di permettere a Milano di andare in contropiede. È già successo qualche volta nei minuti appena trascorsi. Infatti possesso disco di Milano adesso. Quartuccio prova per la deviazione da parte di Nova, attacca numero 69, che ben riuscita, ma quasi ben riuscita, insomma non ha portato alla rete, però comunque l'idea c'era, diciamo. Ora Buonporto in possesso del disco, sempre col numero 27, che sta ascoltando le direzioni dalla panchina e sta capendo cosa fare. Passaggi. Sì, forse è la mia impressione che stiano quasi più incasinando le cose che altro in realtà, nel senso che probabilmente
stando lì tranquilli finché gli arbitri non chiamano gioco, potrebbero stare comunque lì. E qui un altro gol da un tiro dal lato quasi di fianco alla balaustra, che sorprende il portiere di Giampaolo Bastianoni, che porta il Buonporto sul 4-1. Tiro veramente incredibile, quasi è rimbalzato, cioè ha preso il palo e poi è andato dentro, non è stato diretto, però comunque grandissimo tiro da di Giampaolo Bastianoni. E intanto una partita ormai si può dire quasi determinata da probabilmente i due migliori giocatori delle due squadre. Giampaolo Bastianoni con 4 reti e una rete solo per Milano nella figura di Riccardo Quartuccio. Vediamo se mancano ancora 10 minuti, comunque la partita è ancora aperta. Basta che Milano ci metta la grinta e non stia solo ad aspettare in difesa. Ora prova il tiro appunto Riccardo Quartuccio, ma viene deviato completamente fuori dal specchio della porta. Ora va a pressare comunque in balaustra. Esce vincitore da questo pressing. No. Viene poi preso il disco dal capitano del Buonporto, che un po' di confusione, riparte Tommaso Allegretti, salta un giocatore, trova 3 difensori del Milano che lo bloccano appunto e lo deviano fuori dall'opzione di tiro. Ora si trova di nuovo davanti alla porta, prova a girarsi tirando, ma non viene deviato di nuovo da un giocatore del Milano. Ora no attacca, recupera il disco, parte in velocità, passaggio per Quartuccio, prova a tagliare per la deviazione ma viene bloccato dal Buonporto. Recupera il disco di Gallivanone, Quartuccio, ancora Quartuccio, tira dalla distanza per il rimbalzo che viene parato da Corazzari e anche la seconda volta parata. Intanto abbiamo comunque una buona difesa di Modena, anche difesa estrema, nel senso il portiere, che riescono a sventare praticamente la maggioranza delle azioni di Milano. E intanto ci vuole tempo per cimolare un po' le idee, fare su una nuova strategia per Milano, che chiama time out e che deve cercare in tutti i modi di recuperare ormai 3 reti di svantaggio per raggiungere la parità. E intanto qui con noi Leonardo Masiero. Su questa partita. È iniziata bene per il Milano, ma nel secondo tempo il Milano ha subito. Prima il Milano aveva fatto più tiri in porta del Buonporto, ma adesso è l'incontrario. Grazie Leo intanto per il tuo commento. Intanto prosegue il match, che si alzano un po' il ritmo e i toni di conseguenza. Sì, è comunque una semifinale per andare a finale scudetto del campionato Under 16, quindi tutto regolare, come è giusto che sia. Rizzoli prova a saltare
difensore Quindi con una Veronica. Prova il tiro dalla distanza Quartuccio che è fuori dallo specchio della porta. Rischia il fallo qui Facchetti, che buttandosi travolge un giocatore di Modena. Intanto sempre Bastianoni punta Rizzoli per provare ad andare al tiro. Intanto di nuovo dribbling in mezzo alla difesa milanese. Recupera il disco il capitano che lo perde, va in balaustra, recupera Rizzoli, Stefania. Qui abbiamo un fallo ingenuo da parte del numero 42 Raimondi Federico, che inutile, non ci sono Completamente altri- inutile non ci andare a sono- fare una carica in balaustra così per recuperare il disco quando sei sul 4-1. Sappiamo che comunque il power play del Milano sa fare il suo lavoro, quindi questo potrebbe causare problemi alla squadra del Buonporto. Vai ad asciugare Leo. Vai in fondo. Vai Leo, grande. Vai. Dal portiere. E quindi si riparte con power play per il Milano Quanta. Power play formato da numero 34 Gaia Esposito, numero 26 Riccardo Quartuccio, numero 85 Iago Facchetti e numero 69 non attacca. Arriva la rete di Riccardo Quartuccio dalla linea di metà campo nell'angolino basso del portiere, e che ha subito uno screen da parte del numero 69 non attacca. Questo ha sicuramente aiutato l'esecuzione di questo gol. E quindi si vanno ad accorciare quindi le distanze tra le due squadre. E quindi anche se sul tabellone ci sia ancora una distanza di 2 gol di differenza, penso che ormai il morale di Milano si sia alzato notevolmente. E infatti eccoci qua che riparte intanto Riccardo Quartuccio per provare un'altra discesa delle sue, che ieri sera ha portato a innumerevoli reti, se non ricordo male. Sì, adesso in questo momento della partita è molto importante, anche oltre al fattore fisico, il fattore psicologico, considerando che la pressione è tanta, anche se sei sotto di 3 gol non bisogna mai... Occasionissima qui intanto per Allegretti, il numero 59, che si è trovato un disco libero praticamente, che ha potuto gestire, non è riuscito comunque ad andare a segno per un ottimo intervento del portiere Campagna Chiara. Sette minuti e 18 dalla fine del secondo tempo. Parte in velocità Riccardo Quartuccio. Parata da parte del portiere di Buonporto. Comunque Riccardo Quartuccio inseguito da 3 difensori del Buonporto, che non sono riusciti a recuperarlo in tempo prima del tiro. Ora disco al Milano. Stefania Rizzoli, tiro dalla distanza. Bella occasione. Comunque recupera il disco Iago Facchetti. Passaggio per Gallivanone. Facchetti, tiro ed arriva la rete quasi giocata di baseball, considerando il disco che era a mezza altezza, e porta il risultato sul 4-3 con 3 gol di Quartuccio e 4 di Bastianoni. E quindi gran gol di Riccardo Quartuccio, che riesce a prendere il disco ancora per aria con la stecca, insaccare e quindi accorciare ulteriormente le distanze con il Buonporto.
E ancora una volta si conferma una partita dominata dai due protagonisti, mi verrebbe da dire, Riccardo Quartuccio e Giampaolo Bastianoni, con 4 reti per Bastianoni e 3 reti per Riccardo Quartuccio. E quindi si riparte da centrocampo con l'ingaggio vinto da Milano. Sempre Quartuccio dietro la porta che prova a guardare se riesce a trovare uno spazio o provare una partenza delle sue, sfruttando la sua velocità e il suo controllo del disco. Tanto si trova davanti il difensore, tiro appunto che prende i gambali di questo difensore. Allora disco con Livanone prova il tiro ma viene deviato subito dal Buonporto. Ora passa il disco indietro per Stefania Rizzoli, che va a recuperare il disco e decide di tenerlo e aspettare. Lo lascia per Riccardo Quartuccio. Riccardo Intanto Zoe, noto che il Modena, quando si chiude in difesa, che parte Riccardo in attacco, si chiude, che probabilmente toglie la visuale al portiere, consentendo poi in realtà a Riccardo, comunque e ai suoi compagni, di fare dei tiri da distante che possono comunque impensierire di molto il portiere. Tiro di Quartuccio dalla distanza, ma non prende lo specchio della porta. Allora recupera il disco, decide di tornare indietro e andare con calma. Allora si mette dietro la porta, così il Milano va al cambio. E intanto la tifoseria si sta animando e stiamo entrando negli ultimi 5 minuti di gioco. Tanto Riccardo Quartuccio resta dietro la propria porta per vedere se c'è movimento dei compagni e per poter organizzare un'azione d'attacco. Decide di passare alla sua destra, al numero 34. Tiro comunque non partito bene da parte di Gaia Esposito, che viene intercettato dal Buonporto, che poi perde il disco e viene recuperato dal Milano, che decide di tornare indietro. Passaggio per Quartuccio che pattina col disco, si trova davanti a Giampaolo Bastianoni. Allora decide di provare il numero allora riparte Bastianoni, salta il difensore, arriva la rete di grande gol qua di Giampaolo Bastianoni, pazzesco, bellissimo, saltato il difensore, butta in fila il disco sopra lo scudo di Campagna, che nulla può fare. E come fotocopia degli ultimi, penso, 3 gol, prende il disco, ripartenza in velocità e non ce n'è per nessuno. Questo gol porta il risultato sul 5-3 per il Buonporto. Ora vince l'ingaggio Buonporto, ripartenza da parte del numero 17, credo, Chirico Mattia. No, sì, Chirico Mattia, numero 21. E quindi di nuovo Bastianoni con Quartuccio. Disco in balaustra, combattuto, fermo anche, quindi ok, un disco in movimento. Recuperato il disco da Chirico Mattia, pericoloso davanti alla porta. E recuperato da Raimondi, Federico, ora che decide di tornare indietro. Scelta saggia, considerando che stanno vincendo 5-3 a 3 minuti e mezzo dalla fine. Passaggio per Allegretti prova una Veronica per saltare Quartuccio.
trova ripartenza, tiro, arriva la parata, dichiara campagna. Qui Allegretti poteva provare il passaggio per il compagno libero davanti alla porta, ha preferito tirare. Vai Leo. Corri. Veloce, di là, di là. Grande Leo. Ma che mostro. Ma allora Quartuccio ha cominciato a studiare. Giampaolo ha cominciato tipo 2 anni fa. Infatti non ha grandi numeri. Cioè fai conto, allora Quartuccio vive su E quindi si riparte dall'ingaggio in zona della porta di Milano, che viene vinto da Bonporto. Quindi adesso, dopo il tiro fermato, il Milano riparte in attacco. Modena, scusate, Bonporto controlla il disco. Vediamo Allegretti contrastato da numero, non si riesce a capire, 69. Tanto sempre Quartuccio che gestisce. Prova il tiro dalla distanza, viene deviato dai Parastinchi probabilmente. Allora riparte Bastianoni come prima, diciamo, e viene stavolta fermato dal corpo di campagna, pronta subito al tiro. Intanto il Milano toglie il portiere a 2 minuti e 20 dalla fine del secondo tempo e prova una tattica in realtà già vista anche in realtà in Serie A, però non funziona. Rizzoli prova lo scartaggio davanti ai due difensori del Bonporto, scelta non molto saggia in questo momento considerando la porta vuota. Passaggio però in centrocampo, occasionissima Belli. per Milano, che però non viene sfruttata. Probabilmente sì. Milano aveva 2 giocatori davanti alla porta completamente smarcati e il passaggio però non è entrato. Arriva la rete. Il gol di Riccardo Quartuccio, che insacca sul primo palo e porta il Milano sul 5-4 a distanza ancora di una rete. Ricordiamo per la squadra del Bonporto 5 gol segnati da Giampaolo Bastianoni e per il Milano tutti 4 da Riccardo Quartuccio. Riparte il gioco quindi da metà campo. Ingaggio vinto dal Milano. Il portiere del Milano ora esce, che non preso possesso del disco. Parte Riccardo Quartuccio, prova a scartare 2 uomini, scelta. Molta confusione davanti alla porta, 4 giocatori tra Milano e Bonporto che bloccano completamente la visuale. Passaggio davanti alla porta non colto da Gaia Esposito. Tiro sporcato per Riago Facchetti. Trovano il tiro a porta vuota al Bonporto. Allora Quartuccio una Veronica.
e parte non in velocità, viene bloccato da Bastianoni. Allora Gaia Esposito prova, passaggio per Facchetti, Facchetti per Esposito, Esposito per Facchetti, prova il passaggio a Quartuccio, rischioso. Allora Quartuccio si ferma e ragiona su cosa fare, tira dalla distanza, fuori dallo specchio della porta, disco recuperato dal Bonporto, 2 contro 1 senza portiere e arriva la rete di Tommaso Allegretti a porta vuota. L'unica rete non L'unica rete segnata, diversa. esatto, da uno dei due protagonisti, direi, del match, Quartuccio e Bastianoni. E intanto il tifo esplode. Milano rimane comunque, decide di rimanere senza portiere e perde però il disco di Allegretti. Arriva la seconda rete per Allegretti a porta vuota, che porta il risultato sul 6-4, no, sul 7-4, scusate, a 18 secondi dalla fine. E quindi la partita si può già dire ormai terminata. Paolo Bastianoni segna per Scomet 59. E quindi sarà il Bonporto, Scomed Bonporto, la seconda finalista contro gli Asago Vipers per la categoria Under 16 di domani. E arriva probabilmente una storica in realtà finale per Bonporto. E quindi si prosegue con il saluto tra le due squadre e poi con la consegna dei premi MVP del match come di consueto. Potremmo fare qualche pronostico, Leo? Cosa dici? I MVP pronostico. Credo che non sia difficile oggi questa, a meno che non vogliono farci delle sorprese, ma credo che gli MVP di oggi siano già scritti, guardando proprio il roster della partita. Basta guardare il tabellone e le marcature. Quindi ricapitolando, finale domani Under 16, finale scudetto per il primo posto, Asiago Vipers, Scomet Bonporto, e per il terzo quarto posto Bonporto Forlì. Milano non si capisce come mai ha da discutere con gli arbitri, però onestamente probabilmente il risultato parla chiaro, però evidentemente
non per tutti, però non ho onestamente trovato un arbitraggio particolarmente scorretto, insufficiente secondo me. Sì, anche secondo me è tutto regolare. Considerando anche che era comunque una partita pesante, diciamo così, e è normale che magari gli arbitri lasciano un po' più giocare rispetto magari ad altre partite. Ci ritiriamo quello che abbiamo detto per ora perché ci hanno fatto questa sorpresa. Veniamo subito smentiti. Ci avranno sentito, avranno detto non vi diamo ragione. Non del tutto, a quanto pare. Parzialmente scorretto. Bravo Giampaolo. Complimenti. Qui per stasera diciamo è tutto, quindi da Legnaro, dal palazzetto di Legnaro, e ci vediamo domani mattina per... Scusate, abbiamo le interviste fine partita da fare. Eccoci qua, quindi come di consueto con le interviste con i protagonisti delle partite e soprattutto della semifinale appena terminata con Scomed Bonporto e Milano Quanta. Ci ha raggiunto Riccardo Quartuccio, numero 26. Riccardo, come ti è sembrato? Cosa non è andato in questa partita? E se vuoi darci qualche impressione. Ma mi è piaciuta come partita, è stata una partita molto combattuta fino agli ultimi 2 minuti. Poi mi dispiace un po' dirlo, ma il nostro portiere non ha avuto una gran giornata, ci è capitato proprio a noi, siamo stati puniti, però in fondo è stata una bella partita, loro hanno giocato benissimo. Noi magari sulla fase difensiva possiamo lavorare un po' meglio e niente, spero che domani vada meglio, ecco. Riccardo, domani c'è comunque una partita importantissima, c'è una medaglia comunque da giocarsi, quindi andrete contro il Forlì. Avete già giocato contro di loro ieri sera, quali sono le tue impressioni? Sicuramente dovremmo riguardare la partita di ieri sera, analizzarla, guardare cosa abbiamo sbagliato oggi, cosa possiamo fare meglio domani e vedremo come va sul campo.
Allora Riccardo, ti ringrazio intanto e ti faccio un grosso in bocca al lupo per la partita di domani e riposati e testa a domani, va bene? Ciao Riccardo. E adesso ci raggiungerà il numero 27 invece, Giampaolo Bastianoni di Scomed Buonporto. E quindi, come detto poco fa, ci ha raggiunto il numero 27 degli Scomed Buonporto, Giampaolo Bastianoni, autore praticamente di tutte le prime reti, 5 reti oggi e 2 di Allegretti. Beh, insomma, hai fatto forse anche assist, hai fatto, ecco. Allora Giampaolo, cosa è andato bene questa partita? È andata come vi aspettavate in primis? Personalmente no, cioè, siamo entrati in campo molto convinti e questa è stata la differenza che già dalla partita col Cittadella, quando abbiamo scoperto di giocare contro il Milano, siamo subito entrati in clima partita e poi l'abbiamo visto. Non abbiamo mai mollato un secondo, anche sul 4-1 non abbiamo mai abbandonato e niente, sono contentissimo. Sinceramente non mi aspettavo di arrivare fino a qua. Domani contro l'Asiago sarà molto tosta, daremo il 100% per provare a vincere. Assolutamente, ma penso sia una finale, penso storica forse anche per Scomed. Perfetto, quindi un motivo in più per andare fino in fondo. Assolutamente. Giampaolo, intanto ti ringrazio per l'incontro, insomma la tua intervista. Ti faccio un grossissimo in bocca al lupo per domani e ci vediamo domani dopo la finale, va bene? Ciao Giampaolo. Ci ha salutato, se non si è sentito, intanto qui il palazzetto si sta svuotando e quindi ci si rivede domani con la prima partita alle ore 9:30 con l'Under 12.